L'hotspot di Lampedusa continua ad esistere con la stessa vocazione attuale, ossia quella di base di transito. Questo quanto detto rispondendo alle domande dei giornalisti il ministro Piantedosi durante la conferenza stampa che è seguita alla visita sulla struttura d'accoglienza. Una dichiarazione attesa soprattutto dagli abitanti dell'isola che dopo il 7 giugno il prefetto Valerio Valenti, commissario per l'emergenza migranti, facendo il punto sulla situazione dell'hotspot affidato alla Croce Rossa italiana, non aveva escluso la possibilità di creare un nuovo centro di trattenimento migranti proprio a Lampedusa. Non ci sono soluzioni miracolose per risolvere il fenomeno delle migrazioni, ma stiamo costruendo qualcosa che possa consentire una gestione più ordinata del fenomeno che mette insieme aspetti umanitari ma anche di sicurezza. Il Ministero europeo viene qui a Lampedusa e quindi noi lo prendiamo come un segno, si parla spesso un po' di vicinanza dell'Europa anche ai problemi dell'Italia e di Lampedusa, che sono dei paesi di primo arrivo dei migranti, la presenza di ILVA qui ed è una presenza concreta che ha visto è stata preceduta e verrà seguita anche da atti concreti che la Commissione europea sta ponendo in essere per supportare l'Italia in questo delicato compito di essere paese di primo ingresso, soprattutto di paesi che ha una frontiera marittima con tutto ciò che ne consegue, anche nella gestione proprio della frontiera marittima. Quindi io voglio partire da questo ringraziamento. È una sfida molto importante, è una sfida in cui l'Italia vede finalmente l'Europa concretamente al suo fianco, anzi è impegnata in maniera diretta, è una sfida che ci impegnerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, non esistono soluzioni miracolose, diciamo così, esauribili in pochi giorni o diciamo con effetto immediato, ma stiamo costruendo un qualche cosa che possa consentire nel futuro prossimo anche dei nostri cittadini una gestione più ordinata di questo fenomeno che mette insieme tante cose, mette insieme aspetti umanitari ma anche aspetti sicuramente securitari, quindi di contrasto all'ignobile traffico di esseri umani che purtroppo è ancora molto attivo e molto possibile. E rassicurazioni sull'impegno dell'Europa sono venute anche dalla commissaria, che ha affermato come l'immigrazione non è solo una sfida italiana ma europea, non siete da soli, ha sottolineato la Johnson rivolgendosi al sindaco Mannino. Sono colpita, ha aggiunto, del lavoro svolto quotidianamente da tutti coloro che sono qui e voglio ringraziare in particolare la Guardia Costiera e la Polizia Italiana. My second message is that this is not only an Italian challenge. Vedo che qui quotidianamente lavorano accanto agli italiani che sono qui allo hotspot anche le agenzie europee, Frontex, Europol e tutti gli altri soggetti che si occupano di questo hotspot. L'Unione Europea già sta facendo qualche cosa e vuole fare di più dal punto di vista finanziario al più presto possibile. But this is not enough. We need a European... Ma certamente non è sufficiente se non supportato da una legislazione europea e qualche settimana fa c'è stata veramente una svolta. A Lussemburgo abbiamo potuto varare una prima parte di una legislazione, un primo accordo molto importante e ringrazio Matteo per quello che ha fatto e abbiamo raggiunto un supporto stabile con qualche piccola eccezione. Nessuno Stato membro deve essere lasciato solo ad affrontare questo fenomeno da solo. Se uniti noi siamo molto, molto più forti. Nessuno Stato membro può essere lasciato da solo e il nostro mandato raggiunto poche settimane fa è un importante passo in avanti. Si tratta di una legislazione solida che ci dà una base solida per andare avanti in questo settore.